Elio Di Bella si presenta oggi l'ultima fatica editoriale Raccontami Agrigento, che è una serie di libri dedicati appunto alla nostra città, al Circolo Empedocleo, dalle ore 17 in poi. Sì, alle 17:30 presentiamo Raccontami Agrigento, è un'antologia. Nel tempo ho trovato molti testi di agrigentini che raccontano la loro vita nella nostra città in vari periodi, anche nell'Ottocento, ma soprattutto per esempio durante il periodo fascista, quando alla Rupa Atenea avvenivano fucilazioni, o durante il dopoguerra, quando alcuni a seguito dei bombardamenti hanno dovuto abbandonare la città e ci raccontano la loro tragedia, ma anche momenti lieti come nel dopoguerra la nascita di La Focetta e quindi le serate danzanti, fino a a anni anche più recenti, e racconti quindi molto freschi, molto belli, originali e che ci parlano dell'anima della nostra città. È un testo di 400 pagine che credo piacerà e che presenteremo appunto oggi pomeriggio alle 17:30 al Circolo Culturale Empedocleo. Per l'occasione, concludendo, ho invitato 4 agrigentini a raccontarci com'era la loro vita negli anni giovanili a San Leone, nel Sottogas, a Rabbato e anche nel centro storico, in particolare a Santa Maria degli Angeli. Quindi sarà un pomeriggio a Marcord. È un'iniziativa che nasce nell'ambito di una manifestazione organizzata da Beni Culturali Sicilia in tutta la regione e denominata 30 libri in 30 giorni. Con l'appuntamento di oggi questa rassegna si conclude. Ci puoi anticipare gli ospiti, questi 4 ospiti? Sì, Benedetto Comparetto ci parlerà della San Leone nell'immediato dopoguerra. Alberto Todaro ci parlerà dei suoi anni giovanili nel Sottogas. Salvatore Indelicato invece appunto del quartiere Gioiusa, dove lui ha trascorso i suoi anni più belli, i suoi anni giovanili, e poi una signora, Giuseppina Mendola, ci parlerà delle sue esperienze a Rabbato, in particolare anche nella scuola Granata.